Un saluto anche da parte mia, buongiorno a tutti. Allora, Margherita ha già detto praticamente tutto, l'unica cosa che devo solo aggiungere e riguarda fondamentalmente quelli che sono gli usi di emergenza, quelli che non troverete come sostanziative, prodotti all'interno delle linee guida, sono elencati in due distinti file che troverete sempre riportati nel nostro sito, nella sezione appunto della difesa integrata e che fondamentalmente integrano, scusate il gioco di parole, integrano, ma completano meglio l'assetto delle sostanze che possono essere utilizzate per la produzione integrata certificata. Dunque, normalmente, e questo è un costume che ormai sta prendendo un po' piede, devo dire, una sostanza viene revocata, l'anno dopo viene richiesta per usi di emergenza. Questo che cosa significa? Significa che la sostanza è fondamentale, è decisamente importante. In questa situazione, in questo frangente 2026 ci troviamo con delle sostanze, più di una, 3 per la precisione, che vengono richieste per usi di emergenza per le cocciniglie, settore, anzi organismi nocivi, soprattutto le cocciniglie farinose, che rappresentano un rischio di emergenza concreto attualmente, e accanto appunto a prodotti che sono e si dimostrano quindi di efficacia comprovata e vengono apposta richiesti in uso di emergenza, ce ne sono anche di sostanze nuove in corso di registrazione. Quest'anno ne abbiamo una, a fianco di alcune richieste invece che riguardano dei prodotti che sono già autorizzati ai sensi del regolamento 1107, ma per altre colture. Quindi molto brevemente abbiamo, permettete che così non dimentico nessuno, abbiamo, per quanto riguarda la prima finestra che è già stata discussa a gennaio all'interno del gruppo di lavoro del Ministero che riguarda i prodotti fitosanitari, sono stati discussi e presentati con parere favorevole il silicato di alluminio, leggi Surround VP Crop Protection, che avrà l'autorizzazione, è stata richiesta l'autorizzazione per quanto riguarda lo Scaphoideus titanus. Sappiamo, abbiamo già decantato a lungo i pregi e anche il nostro stesso impegno come servizi fitosanitari per appoggiare un prodotto che pur quanto con effetti di repellenza, ma ha un ruolo fondamentale per la gestione delle fasce di sicurezza, delle aree prossimali alle adiacenti, alle aree vulnerabili adiacenti, non mi ricordo del preciso, adiacenti alla popolazione, insomma le aree difficili, diciamo così, frequentate, eccola, mi mancava quel termine. Quindi ambiti diciamo che ci consentono di arrivare dove vuole arrivare il decreto di lotta obbligatoria, cioè a trattare tutti i vigneti, ma che inevitabilmente non sempre è possibile. Il sulfoxaflor, leggi Closer, quindi un parere favorevole che è stato dato certamente dal Veneto, ma da parecchi altri servizi fitosanitari, e che riguarda l'applicazione per Scaphoideus e cocciniglie in generale in questo caso. Lo spirotetramato, la sostanza di riferimento per quanto riguarda la lotta contro le cocciniglie farinose, in virtù della sua nota capacità, oltre che di sistemia acropita, anche di sistemia ascendente, anche discendente, ed è uno degli aspetti fondamentali per combattere le cocciniglie farinose che, come sappiamo, sono abbastanza rognose proprio perché si nascondono sotto il ritidoma. Quindi questo aspetto lo rende il prodotto di riferimento, revocato nel corso del 2025, esce dalla porta, entra dalla finestra praticamente, e noi come parte agricola di Ministero all'Agricoltura, abbiamo avanzato il parere favorevole per quanto riguarda l'impiego per usi eccezionali per il 2026 per Planococcus ficus e Pseudococcus comstocchi. Dopodiché abbiamo un altro prodotto che invece è in fase di ottenimento della registrazione, che è il Dimpropiridaz, che proprio in questi giorni
l'Efficon come nome commerciale, ha ottenuto già, ed è già stata pubblicata dal Ministero della Salute, l'etichetta per quanto riguarda questo prodotto, uso di emergenza per Planococcus ficus. Ecco, certamente questi prodotti verranno evidentemente presentati, credo sicuramente, insomma, dalle ditte che sono qui presenti, e io voglio solo ricordare una cosa. Per quanto riguarda i prodotti spirotetramato ed impropiridaz, che sono sostanze l'una revocata e l'altra in corso di registrazione, hanno necessità del nostro provvedimento di deroga, quindi lo troverete in una sezione di quegli elenchi, dei 2 elenchi che saranno affiancati alle linee tecniche, in quelli appunto che hanno bisogno del provvedimento di deroga da parte del servizio fitosanitario per poter essere utilizzati da coloro che fanno produzione integrata certificata. Okay? Gli altri invece potranno essere, una volta autorizzati con tanto di etichetta, essere impiegati to the suite. Bene, io avrei anche finito. Va bene, grazie allora. Se posso, se il tempo non è eccessivo, che è quello che sto portando via, Fiorello, volevo anche ricordare, l'assessore è andato via, ma c'è comunque il Presidente che ricordava e parlava prima della innovazione. Ecco, io volevo anche sottolineare un altro aspetto di quelli generali. Il mio direttore ha parlato della prima innovazione, sono venute fuori 3 innovazioni nel mese di dicembre 2025, tutte e 3 molto importanti, che dimostrano che c'è un po' di fervore su questa materia. E lui parlava di innovazione, modernizzazione, ne ha parlato il Presidente, sì, il mio direttore, per quanto riguarda i droni. Bene, c'è anche una necessità che dobbiamo mettere bene in evidenza e di cui tutti i portatori di interesse che sono qua hanno ben presente e conoscono questo problema, e cioè la modernizzazione e la semplificazione normativa. Grazie a Dio è uscito a dicembre appunto un provvedimento che è il decreto Omnibus, da cui ci si aspetta molto. Le ricadute verosimilmente le vedremo nel 2027 e non certo nel 2026, però diciamo che il fatto di andare a mettere mano a un regolamento come quello del 1107, che è datato perché oggettivamente è stato fatto nel 2009, le novità nel frattempo ci sono state, ma c'è stata molta evoluzione, soprattutto richiede inevitabilmente un nuovo regolamento che peraltro non è programmato in questi 2 o 3 anni che abbiamo davanti. È comunque necessario andarci a mettere le mani, ad integrarlo, a modificarlo. Perché? Perché i tempi di approvazione dei prodotti sono ormai una cosa talmente prolungata che non sono più giustificabili e non hanno più giustificazioni al giorno d'oggi. C'è una necessità di accelerare molto le tempistiche, soprattutto per quei prodotti, chiamiamoli appunto tecniche di biocontrollo, che proprio per la loro stessa natura di prodotti hanno e devono avere un percorso agevolato. Quindi ecco, ben venga, si spera, quella evoluzione che è già negli intendimenti per cercare di creare un doppio binario, prodotti fitosanitari e tecniche di biocontrollo dall'altra, agevolato appunto per le tecniche di biocontrollo in modo tale da non avere ritardi che sono oggettivamente, che creano problemi poi in sostanza alle aziende stesse. Ecco qua, ho finito.